Il terribile schianto alle 2:30 del mattino contro il guardrail, l'auto che si disintegra, la vita del giovane conducente che resta appesa a un filo finché poco dopo in ospedale non si spegne. Vittima un giovane di Tovena di Cison di Valmarino, Roberto D'Agostin, 27 anni, barista in un locale di Pieve di Soligo, il Perbacco. L'incidente che gli è costato la vita lungo la strada provinciale a Follina, via Paoletti, a poca distanza dall'azienda di materiali edili Tommasi. Il ragazzo, che stava tornando a casa dal lavoro, potrebbe essere rimasto vittima di un colpo di sonno. L'auto, una 500 Cabrio, ha invaso la corsia opposta, è uscita di strada a velocità elevata, schiantandosi prima contro il guardrail e poi contro la ringhiera che delimita la pista ciclabile. Sono dovute intervenire 2 squadre dei vigili del fuoco da Vittorio Veneto e Conegliano per estrarre Roberto dalle lamiere e consegnarlo, in condizioni gravissime, all'equipaggio del 118 giunto nel frattempo sul posto. Poco dopo il ricovero in ospedale a Treviso, il decesso per le lesioni riportate. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente, i carabinieri. Il giovane, grande appassionato di sport, lascia i genitori e una sorella.